C'è anche Agrigento tra le destinazioni dei migranti che si trovavano a bordo della nave Diciotti, fanno parte del gruppo un centinaio accolto dalla Chiesa su disposizione della CEE con la benedizione e l'impegno di Papa Francesco che continua a tenere per sé l'ambito della migrazione. È un chiaro segnale che il Santo Padre stia riflettendo molto su questo tema, afferma il cardinale Montenegro, che poi spiega: sia chiaro però un concetto, la Chiesa non comincia certo oggi, ospitiamo, puntualizza, 26.000 profughi. E sul caso della nave Diciotti, l'arcivescovo di Agrigento, che è anche presidente della Caritas, avverte: è una vicenda in cui non ha vinto nessuno, è una sconfitta per tutti. Il problema, prosegue il cardinale Montenegro, è che né lo Stato né l'Europa riescono a trovare soluzioni per l'immigrazione. Oltre a quella di Agrigento, le altre diocesi italiane che hanno dato disponibilità sono Torino, Brescia, Bologna, Cassano allo Ionio e Rossano Calabro. I 100 migranti che erano stati ospitati nell'hotspot di Messina dopo essere sbarcati a Catania raggiungeranno in pullman prima la capitale, saranno radunati nel centro di accoglienza di Rocca di Papa, dove però la comunità locale non sembra molto contenta. Poi via alle operazioni di smistamento. Altri 39 sono rimasti nell'hotspot in attesa di essere trasferiti in Albania e in Irlanda, nazioni che hanno dato la disponibilità ad accoglierli. Il premier albanese Edi Rama spiega perché Tirana ha deciso di accogliere alcuni profughi della nave Diciotti. L'Italia è stato il paese più accogliente d'Europa negli ultimi 30 anni, ma è stata lasciata sola e i nervi non sono più saldi. Noi siamo intervenuti sperando che l'Europa faccia qualcosa di concreto per risolvere il problema. Siamo stati noi gli eritrei di una volta. L'Italia era la nostra terra promessa e gli italiani non ci hanno mai lasciato in mezzo al mare. Matteo Salvini non sembra intanto arretrare e anzi l'avviso di garanzia che gli è stato notificato dai PM di Agrigento lo spinge ad alzare i toni. Sarà un boomerang per i magistrati e intanto non si placano le polemiche attorno alla vicenda giudiziaria. Io ho fatto solo il mio lavoro di ministro e sono pronto a rifarlo. È un'inchiesta boomerang, ha detto Matteo Salvini. Il vice premier ha anche annunciato in un'intervista che nel caso in cui la vicenda finisse in Parlamento rinuncerà all'immunità.